Un saluto a tutti i gentili telespettatori e benvenuti a una nuova puntata di Libri da Ardere. Quest'oggi vogliamo parlare al solito di un libro, ma prima che di un libro vogliamo parlare di un'iniziativa interessantissima. Stiamo parlando di Modus Legendi. Modus Legendi è un'iniziativa nata tra le pagine del gruppo Facebook Billy, il vizio di leggere, e in particolare dai suoi promotori e amministratori che sono Carlo Cacciatore e l'attore e scrittore Angelo Di Liberto, e si pone Modus Legendi come un'iniziativa particolare, un'iniziativa coraggiosissima, temeraria direi, perché vuole sfidare le leggi del mercato editoriale. In particolare l'idea folle di Angelo Di Liberto, Carlo Cacciatore e di tutti i componenti del gruppo Billy il vizio di leggere che si sono imbarcati in questa sfida è stata quella di selezionare dei testi, fra questi selezionarne uno finale e tentare di farlo entrare nella classifica della settimana dei libri più acquistati e quindi in qualche modo premiare la qualità. C'è stata appunto una votazione, c'è stato un dibattito anche sulle pagine del gruppo Billy il vizio di leggere e è stato selezionato alla fine un testo che ha vinto per la qualità dell'opera. Si vuole portare appunto un'opera che sia particolarmente meritevole. In questo caso è il posto di Annie Ernaux, un'autrice francese che ha pubblicato questo romanzo, un breve romanzo o un lungo racconto molto sentito e appassionato, con un lessico molto curato, dove si dipana anche il rapporto dell'autrice col padre, edito da Lorma Editore. Ecco, dal 18 aprile fino al 24 aprile tutti voi avrete la possibilità, l'opportunità di supportare questa iniziativa acquistando una copia del romanzo di Annie Ernaux, Il posto, e aiutando i ragazzi di Billy il vizio di leggere, di Modus Legendi, a far entrare in classifica questo romanzo. L'iniziativa, dicevamo, è coraggiosa proprio perché il testo non è un testo facile, è un testo particolarmente bello ed elegante anche nel lessico. Fra l'altro non è nemmeno un'ultimissima uscita, è un romanzo recente ma non recentissimo, non di nuovissima uscita, quindi diciamo che qua si è voluto davvero sfidare in nome della qualità il mercato editoriale. L'entusiasmo nel settore letterario è stato grandissimo, anche Loredana Lipperini, la critica letteraria, ha espresso favorevolissimi giudizi, ne ha parlato anche sui giornali nazionali, se ne è parlato in più giornali nazionali, se ne è parlato anche in radio su Fahrenheit e appunto questa iniziativa ha visto aderire moltissime librerie in tutta Italia. Insomma, volevamo invitarvi appunto ad acquistare il bel libro, il bel romanzo di Annie Ernaux, Il posto, edito da Lorma, e quindi ad aderire all'iniziativa Modus Legendi dal 18 al 24 aprile. Lo ricordiamo, potrete avere maggiori informazioni cercando su Facebook Modus Legendi oppure andando sul gruppo Billy il vizio di leggere.